La Borsa della Ricerca 2020 ci ha dato la possibilità di stilare la prima rosa di candidati a StarTime. StarTime è il cosiddetto acceleratore volante di Emblema che per la prima volta viene realizzato quest'anno. È una prima esperienza assoluta. StarTime prende il meglio della ricerca che abbiamo visto alla borsa, il meglio che ci si trova negli spin-off universitari, nelle start-up o anche semplicemente nelle idee che escono dai laboratori, e lo porta in un percorso di accelerazione al cui termine c'è un club deal, cioè un evento in cui grandi aziende, investitori e altre realtà del network di Emblema possono vedere queste startup e possibilmente anche investirci. Il premio StarTime di quest'anno va a Performs. Il premio significa che la valutazione è stata immediata, cioè non c'è stato bisogno nemmeno di esaminare il candidato Performs, perché siamo stati colpiti immediatamente dalla capacità delle ragazze del team, dall'ambizione di confrontarsi in modo maturo con il mercato, che hanno dimostrato subito, e soprattutto dall'importanza di un progetto che può aiutare milioni di persone. Sono Eleonora Maretti, sono CEO di Performs. Performs è una startup innovativa dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Noi siamo nate, perché siamo tutte donne. La Performs è composta da me, da Virginia e da Eliana. Virginia è una ricercatrice dell'Università di Modena ed Eliana è una professoressa di tecnologia sempre all'Università di Modena. Siamo nate a maggio 2020 grazie all'ingresso all'interno di un acceleratore, e all'interno di questo acceleratore abbiamo ottimizzato il nostro pitch, abbiamo fatto dei pitch interni e in realtà la Borsa della Ricerca è stata la prima occasione per poter presentare il nostro lavoro a un qualcuno di esterno. Quindi è stato proprio un voler metterci in gioco ed è stato molto utile per noi per capire appunto come eravamo visti dagli altri esternamente. Noi siamo una startup che lavora nelle scienze della vita, in particolare stiamo sviluppando un farmaco per il trattamento della psoriasi. È un farmaco endogeno già noto, che però di per sé è poco efficace perché è poco solubile, e noi con le nanotecnologie l'abbiamo reso solubile, efficace e quindi funzionale, nel nostro caso, nei confronti della psoriasi. E all'interno della Borsa della Ricerca abbiamo avuto appunto l'onore di poter conoscere anche le altre start-up. Infatti, grazie anche al network della Borsa della Ricerca, siamo riusciti a instaurare delle collaborazioni con altre start-up. Ed è stato per noi un grande onore poter vincere il premio appunto Awards di StarTime, con il quale abbiamo iniziato appunto a dialogare per capire come poter entrare in questo nuovo acceleratore appena nato di Fondazione Emblema.